ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Nuovi dettagli arrivano dall'omicidio-suicidio avvenuto a Villa Abate in provincia di Palermo, dove un 41enne avrebbe ucciso l'ex compagna di 46 anni per poi togliersi la vita. Il delitto sarebbe avvenuto in casa della donna, probabilmente al culmine di una lite. Dal racconto di alcuni conoscenti emerge come i due si fossero lasciati da circa un mese, ma pare che Salvo Patinella non avesse accettato la separazione dopo 4 anni insieme con la donna. Così ieri sarebbe andato a casa della sua ex Giovanna Bonsignore, da cui ne sarebbe nata l'ennesima lite, poi avrebbe preso un coltello e l'avrebbe uccisa. Infine si sarebbe tolto la vita, a quanto pare con la stessa arma. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni amici dell'omicida a seguito di un post che l'uomo ha scritto su Facebook alcune ore prima la tragedia avvenuta nella serata di ieri in via Giovanna d'Arco. È morto lo scorso mercoledì sera il medico Giorgio Falcetto, di 76 anni, ricoverato nell'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato colpito alla testa all'interno del parcheggio del Policlinico San Donato alcuni giorni prima. L'aggressore, Benedetto Bifronte, 62 anni, è originario della provincia di Messina ma residente a Rozzano, nel milanese. L'uomo è stato fermato subito dopo l'avvenimento. La sua posizione è aggravata dall'accusa di omicidio volontario. Ieri pomeriggio, durante l'interrogatorio della convalida dell'arresto, l'uomo è rimasto in silenzio. I carabinieri di Catania hanno arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio un pregiudicato catanese di 19 anni già arrestato per lo stesso reato gli scorsi mesi di febbraio e novembre. Il giovane è stato notato cedere qualcosa in via Capopassero. Alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 58 dosi di cocaina, 82 dosi di crack e 935 euro in contanti. Interventi di manutenzione straordinaria nei torrenti e nei canali del territorio comunale di Erice, in provincia di Trapani. I lavori per un importo complessivo di 730.000 euro si sono resi necessari a causa delle precarie condizioni in cui versano questi corsi d'acqua e prevedono il ripristino della sezione idraulica. Per realizzarli è stata stipulata una convenzione fra l'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, diretta da Leonardo Santoro, e il comune, che ha segnalato le criticità del proprio territorio e ha redatto e trasmesso il progetto esecutivo. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 14. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.